benvenuti in Orim. L'impianto di idrometallurgia viene utilizzato per il recupero di metalli non ferrosi o preziosi dai rifiuti industriali. Questo fa bene all'ambiente, uno perché non ci sono impatti ambientali dovuti all'estrazione da miniera o da cava, e due perché evitiamo tutti i trasporti dal punto di produzione al punto di utilizzo. Nell'impianto di recupero polveri recuperiamo la frazione di rame presente all'interno e il ferro che si trova dentro attraverso processi magnetici e elettrostatici. Ci sono due apparecchiature all'interno del quale il rifiuto passa. Nel primo stadio viene separato il ferro e arricchita parte della frazione di rame, e nella seconda parte, quindi nell'apparecchiatura elettrostatica, viene concentrato maggiormente il rame, e questo ci permette di ottenere una materia prima che può essere poi fusa, e quindi dal rifiuto ritorniamo alla materia prima principale, che è il rame. Malgrado il coronavirus, noi abbiamo ricostruito la parte ammalorata dall'incendio e stiamo terminando la costruzione degli impianti in modo da poter ripartire prima possibile.